Sono le 15 in largo Europa, pieno centro di Padova. Un imprenditore di 46 anni esce in pausa pranzo dal suo ufficio quando una potente moto con due persone in sella gli taglia la strada. Uno scende e tenta di sfilargli l'orologio di lusso. Il valore si aggira sugli 80.000 euro senza aspettarsi la reazione della vittima che con la mano copre il polso sinistro. Il bandito non si ferma, getta a terra l'imprenditore, inferisce su di lui con calci e pugni, cerca in tutti i modi di prendere l'orologio ma non riesce a farcela e per questo risale sulla moto e fugge. La vittima ha resistito, la gente assisteva, ripeto, anche a questa vicenda cruenta, finché poi non hanno resistito e sono scappati in direzione del casello di Padova Ovest. Quindi un fatto veramente impressionante. Sono i cittadini presenti sotto shock a chiamare i soccorsi. L'imprenditore viene portato in ospedale, ha una costola rotta e varie contusioni, curato al pronto soccorso, viene dimesso. Sui banditi si concentra l'attenzione della polizia che li rintraccia in collaborazione con i colleghi di Bologna che erano già sulle tracce della banda. Poco prima dell'ingresso in autostrada, nell'area del casello di Padova Ovest, la polizia individua la moto e l'auto con a bordo un complice che aveva fatto da palo. Vistisi braccati, tre scendono dai veicoli e scappano a piedi, ma è qui che un agente spara 3 colpi di pistola in aria come avvertimento e scatta l'arresto. I tre, tutti napoletani, hanno uno 48, gli altri 66 anni e sono rapinatori professionisti, tanto che 2 erano addirittura agli arresti domiciliari. Dopo il fermo, la perquisizione ha portato alla luce, nascosti nell'intercapedine del tettuccio dell'auto che era stata noleggiata, altri 9 orologi di valore rubati il giorno prima in provincia di Bologna a un rappresentante orafo. Una risposta che andava data alla vittima sicuramente, ma anche agli stessi cittadini padovani che hanno assistito alle 15 del pomeriggio ad una scena veramente pesante e soprattutto poi anche un altro aspetto, aver diciamo, intercettato e bloccato questa cellula significa aver fatto anche un'attività di prevenzione, perché nel loro modus operandi probabilmente dopo Bologna, dopo Padova si sarebbero trasferiti in un'altra città per commettere sempre reati della stessa specie.